Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. Si riaccendono i riflettori sulla strage di Ravanusa, l'esplosione a seguito di una fuga di gas che nel 2021 ha provocato la morte di 9 persone. Il giudice ha rinviato a giudizio 2 tecnici e rigettato la richiesta di archiviazione. Incidente mortale a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. A perdere la vita è un ragazzo palermitano di 22 anni che mentre viaggiava in auto si sarebbe scontrato con un altro mezzo, finendo poi contro un muretto e contro un palo della luce. Finisce nel sangue una lite in viale Regione Siciliana a Palermo, dove un 42enne ha accoltellato un giovane di 26 anni. Secondo quanto ricostruito al centro del diverbio, l'interesse è per la stessa donna. Il ferito è stato portato in ospedale, invece l'aggressore è stato arrestato. Il gruppo Pelligra Italia ha commentato l'acquisizione dell'ex Bluetech di Termini Imerese. Rispettiamo gli impegni presi con le istituzioni e i sindacati per realizzare un polo manufatturiero, logistico, industriale green e innovativo che offrirà opportunità di lavoro per le future generazioni, si legge in una nota della holding. In conclusione il meteo, prosegue il bel tempo in Sicilia, domani si alterneranno sole e nuvole con un rischio di precipitazioni quasi nullo. Le temperature si mantengono medio-alte, infatti la Protezione Civile ha diramato un'allerta incendi per tutta la regione. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito, arrivederci.